noi altri siamo bravi di Ponzano, che abbiamo dato tutti i soldi per pagare i zingari. Così mi piace. La cifra non lascia indifferenti i parrocchiani, 930.000 euro. Tanto i due giostrai di Vascona, processo per circonvenzione di incapace, sono riusciti a farsi consegnare tra il 2009 e il 2014 dall'ex parroco di Ponzano Veneto, Don Angelo Trevisan, oggi 95enne. Quando il caso scoppiò si era ipotizzata una cifra di appena un terzo rispetto a quella emersa ieri nel corso dell'udienza a carico di Diana Calderas, 30 anni, e del compagno Manolito Salvi, di 37. Inizialmente piccoli importi, quello che poteva servire per fare la spesa, poi cifre più importanti, con la promessa di restituire il denaro quando la donna avesse incassato i soldi del risarcimento di un grave incidente stradale di cui raccontava essere rimasta vittima. Una storia che i più preferiscono non commentare. Non so niente. Ma lei lo conosceva comunque? Per forza lo conoscevo. Chi parla ai nostri microfoni si stupisce soprattutto della disponibilità di denaro del sacerdote. Se vede che lì aveva i soldi, va a averli persi, vino e io mi frega, è sicuro. È un'eredità, ha detto, non so, non posso dire niente. Potevano più che altro andare a finire a persone che avevano veramente bisogno di quei soldi. Quasi 1 milione di euro in 5 anni, pensavo di fare del bene, ha detto ieri Don Angelo nel corso della sua deposizione. Bravo uomo, un bravo uomo, che ha dato i zingari, cosa vuoi più di così? Direi che Don Angelo è sempre stato una persona che ha dato il massimo a tutti chi aveva bisogno e probabilmente l'unico errore che ha fatto è stato quello di prestarli a delle persone di cui non si può fidare, no? Che non si può dare. Si può aiutarli ma non certo darle soldi. Insomma. È un errore di troppa fiducia a gente che probabilmente sicuramente non la meritava.